Ieri sera al Teatro San Carlo di Napoli si è tenuto un concerto musicale per celebrare i 75 anni dalla nascita della NATO e il sindaco Manfredi aveva dichiarato: sono lieto di questo proficuo dialogo tra la città e la NATO portato avanti nella prospettiva del raggiungimento della pace. Queste parole risuonano quantomeno ipocrite, se non ridicole, soprattutto se pronunciate in un momento storico come questo, perché mettere nella stessa frase NATO e pace risulta quantomeno difficile. In questo momento storico abbiamo un conflitto in Palestina, a Gaza ci sono oltre 34.000 morti civili, un paese distrutto, ogni giorno ci sono arresti e deportazioni in quella che è la Palestina storica. Eppure quasi tutti i paesi della NATO non solo rimangono in silenzio, ma mostrano vicinanza ad Israele. E poi in questo momento storico abbiamo il conflitto in Ucraina, dove la NATO non solo ha svolto un ruolo attivo nella promozione e nell'istigazione al conflitto, ma tutt'oggi continua ad alimentare il conflitto stesso. La città di Napoli ha manifestato in vario modo il proprio dissenso verso questa vicinanza alla NATO. Il primo episodio è accaduto l'altro ieri sempre al Teatro San Carlo. Alcuni attivisti di Laboratorio Insurgenza hanno esposto uno striscione che recava la scritta "Fuori la NATO da Napoli". Il secondo episodio è praticamente costituito dal fatto che gli studenti e le studentesse abbiano occupato la Federico II, quindi l'Ateneo storico di Napoli, hanno occupato l'università chiedendo la distanza dal bando Maeci e la fine della collaborazione, di ogni collaborazione tra l'Ateneo con le istituzioni israeliane. Questo è perfettamente in sintonia e in linea con quanto già accaduto nelle università di Torino, di Bari e di Pisa. Oltre 2000 accademici hanno sottoscritto questo documento che, ripeto, chiede la fine di ogni collaborazione con Israele. Poi il terzo episodio: ieri alcuni manifestanti hanno sfilato in via Toledo a Napoli e sono stati caricati dalla polizia. Loro manifestavano a favore della Palestina e quindi volevano esprimere il proprio dissenso nell'ospitare questo concerto a favore della NATO per celebrare la NATO. Durante questo corteo ci sono stati scontri con la polizia, 10 sono le persone rimaste contuse, di cui 3 sono state colpite alla testa. Ora, da tutto questo cosa dobbiamo dedurne? Che c'è una certa spaccatura tra le istituzioni e la città. La città è da sempre una città per la pace, a favore soprattutto del popolo palestinese, e invece le istituzioni napoletane mostrano ancora una volta distanza da quella che è la volontà popolare. Ed è giusto rimarcare come 2 dei simboli della cultura a Napoli, come il Teatro San Carlo e l'Università Federico II, rispettivamente il teatro lirico più antico del mondo e l'università laica pubblica più antica del mondo, siano stati palcoscenico di questo grande, enorme opposizione alla NATO e alla sua politica guerrafondaia.